Come vedete non è una questione Galan sì, Galan no. Come da più di un anno ossessionamente viene riportato dai giornali, che non hanno colpa, riportano quello che è il dibattito. Non è una questione Galan sì, Galan no, è una questione politica, è una questione esclusivamente politica, è la rappresentanza di una parte che non è indifferente al resto del paese. Il Veneto non è una piccola regione, il Veneto è una regione di confine, è una regione dove gli interessi internazionali sono fortissimi. Il Veneto è la regione con un tasso di esportazione di rapporti col mondo che il resto del paese non può trascurare e non può prendere alla leggera. Per questo, a chi mi chiede chi sarà a governare nei prossimi 5 anni, no, giuro, chi sarà a governare il Veneto nei prossimi 5 anni, io rispondo, credo che continueremo così come siamo oggi. Lo dico e faccio un inciso, vi dico anche come. Io vorrei un Veneto governato da una coalizione, Popolo delle Libertà, Lega Nord, UDC. E voglio anche dire, se so che susciterei entusiasmi molto maggiori parlando male dell'UDC, così facile, ma invece credo che rappresentare i valori, le tradizioni di questa terra debba ricomprendere chi quei valori e quelle tradizioni indiscutibilmente li ha. Magari li rappresenta male, ecco, questo potremmo chiedervi, di essere un po' più, un po' migliori nel rappresentare una storia che peraltro hanno. Poi voglio anche dire che agli amici che vengono da fuori sembrerà strano, ma qui non sono mai stati né sleali né scorretti. Credo di sì, credo che ci toccherà governare anche i prossimi 5 anni per tanti motivi, per le cose fatte che vi ho detto, perché mai è successo che uno dei due componenti della coalizione strappasse il comune, la provincia all'altro. Mai. Noi alle ultime provinciali ci siamo tenuti Padova e Verona perché le avevamo. Delle altre 3 province che erano in battaglia le abbiamo cedute tutte e 3 alla Lega Nord. Ma si va a conquistare nuovo? Non si porta via Verona e non si porta. Abbiamo portato via Treviso per caso, nel comune e nella provincia. Allora questo è un buon motivo. Il terzo motivo sono le cose da fare e la capacità di poterle fare. E poi ci sono anche motivi non razionali, diciamo così, motivi che appartengono alla sfera dei sentimenti, ma sono altrettanto importanti e che mi danno molta fiducia. Il primo, Berlusconi mi vuole bene. Il secondo, non si buttano a mare i simboli, neanche nei momenti peggiori, neanche nei momenti più difficili. E io sono un simbolo. Bene o male senza volerlo, ma lo sono. E non solo, perché con Formigoni sono stato l'unico a vincere quella volta in cui sembrava tutto finito. Sono un simbolo perché sono l'unico dei fondatori che ha sempre vinto. Quindi sono un altro portafortuna. E il portafortuna non lo butti a mare, neanche se devi alleggerire la barca. Io lo so che la politica ha regole strane, a volte incomprensibili, a volte non condivisibili, a volte giustificate. Però io ci tengo ad assicurarvi su una cosa: io non farò nessuna lista né col PD né con qualcos'altro. E se qualcuno, dopo 15 anni che sono qui, dopo che ho fondato il PDL,
osa dire qualcosa in contrario, lo dice in mala fede. Io vi dico che ho alcune certezze, che ho cercato di esporvi. Certezze non se ne ha mai, figurarsi uno come me, ma una certa fiducia mi deriva da tutte queste considerazioni che ho cercato di svolgere. Ma quella più importante è la consapevolezza, la certezza di ciò che serve al Veneto. Il Veneto non ha bisogno di localismi, non ha bisogno di barriere, non ha bisogno di fili spinati, non ha bisogno di chiudersi. Il Veneto ha bisogno dell'Italia, ha bisogno dell'Europa, ha bisogno del mondo, ha bisogno di una grande popolo delle libertà. E io ho molto bisogno di voi.